l'autonomia del Veneto dopo le richieste di approfondimento del Movimento 5 Stelle, l'ira di Zaia. Noi andiamo avanti, dice, ce l'hanno chiesto i veneti, chi non vuole l'autonomia è fuori dagli accordi. Cartelli, striscioni, mascherine sul volto tornano in strada. I residenti di Orsago contro il piro gassificatore. Nei prossimi giorni l'attesa sentenza del TAR che potrebbe riaprire i giochi. Furto ieri pomeriggio a Zero Branco, i ladri entrano in un'abitazione mentre i proprietari sono al piano terra e non si accorgono di nulla. Oltre ai gioielli, dicono, ci hanno rubato anche la libertà. Si avvicina un imprenditore 58enne, gli chiede se vuole fare sesso e in un attimo riesce a sfilargli il Rolex dal polso. È accaduto ieri a Mogliano Veneto. Fatturazione elettronica rischia di affossare le nostre piccole e medie imprese. Il deputato di Forza Italia Baratto avvia una petizione per chiedere al governo di posticipare i tempi per la messa in regola delle aziende. Sfuma in finale il sogno dell'oro mondiale per le ragazze dell'Ital Volley trascinate dalle giocatrici dell'Imoco. A Conegliano allestito maxi schermo dei tifosi delle Pantere, le lacrime delle stelle della squadra. Viaggio nella memoria della Grande Guerra, questa sera vi mostriamo un rarissimo amplificatore per le linee telefoniche usato per la comunicazione tra il fronte e i gruppi di artiglieria. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano c'è ancora una volta l'autonomia del Veneto dopo le polemiche nate con le richieste di approfondimenti del Movimento 5 Stelle. Oggi la parola del governatore Luca Zaia che dice: noi andiamo avanti perché ce l'hanno chiesto i veneti e chi non vuole l'autonomia è fuori dagli accordi. Noi siamo pronti col progetto, siamo l'unica regione che ha presentato il progetto, è bello lì, scritto, 23 materie. Quando io dicevo saremo come Trento e Bolzano, dati alla mano, 23 materie, le risorse relative, si arriva a quei livelli di Trento e Bolzano. Bisogna andare avanti, se qualcuno vuole l'autonomia è fuori. Se qualcuno vuole l'autonomia è fuori, perché noi veneti abbiamo dato già un'indicazione che è chiara, democratica, un referendum con quasi 2 milioni e mezzo di veneti. Sorride, ma le parole sono marchiate a fuoco. Chi non vuole l'autonomia è fuori, dice il governatore Luca Zaia, e sul piatto ci sono quelle verifiche chieste dai ministeri in capo al Movimento 5 Stelle, stigmatizzate ieri dal ministro Erika Stefani, perplessità grilline che anche il vice premier Salvini non ha mancato di sottolineare con stizza. Approfondimenti che al Carroccio sembrano sgambetti per rallentare la corsa di un progetto che già c'è. Domandare è lecito e rispondere è cortesia, dopodiché basta. Basta, anche perché voglio ricordare che i 5 Stelle sono stati al nostro fianco nel chiedere il voto per l'autonomia in Veneto. Sono stati al nostro fianco per scrivere il programma di governo, di questo governo, dove si parla dell'autonomia del Veneto. Sono stati al nostro fianco nel DEF e quindi nella legge di stabilità per scrivere che ci vuole l'autonomia per il Veneto. Adesso che qualcuno venga a dirci che ci sono perplessità sull'autonomia del Veneto, ce lo dica velocemente, noi spieghiamo, ma il progetto è pronto e bisogna votarlo. Bisogna votarlo perché è un segno di rispetto nei confronti dei veneti. Lunedì proprio Zaia rincontrerà il ministro Stefani a Venezia, proprio nel giorno in cui il referendum compie un anno. Una data nella quale avrebbe voluto poter festeggiare anche la firma dell'intesa. Secondo lei noi veneti abbiamo paura di ste robe? Cioè abbiamo riempito le urne il 22 ottobre 2017 e andiamo avanti per la nostra strada. Noi vogliamo l'autonomia, ci meritiamo l'autonomia ed è legale, perché l'abbiamo vinta in tribunale questa partita. E il fatto che ci siano andati quasi 2 milioni e mezzo di veneti non vuol dire che c'è andato un partito, ma sono andati prima di tutto i veneti a votare, di destra, di sinistra, di su, di giù. Tutto questo mentre la burrasca di governo continua sul filo della manovra e del condono, ma, dice Zaia, pensare che l'autonomia diventi agnello sacrificale sull'altare delle polemiche è impensabile, governo o non governo. È la madre di tutte le battaglie pensare che si tirino fuori scuse per l'autonomia, no. Io auguro che si facciano 5 anni, però con l'autonomia. Intanto dal deputato veneto del Movimento 5 Stelle Federico D'Inca arrivano rassicurazioni. Non vogliamo, dice, mettere ostacoli. Ci sono dei tempi più lunghi per quanto riguarda la gestione di questo importante passaggio. Ricordo a tutti che dal punto di vista istituzionale siamo davanti a una grandissima rivoluzione e sarà un grande esempio per tutto il resto del nostro Paese, quindi deve essere portato avanti con grande attenzione e con grande capacità. Insomma, si tratta di tempi tecnici necessari per rendere il documento sull'autonomia del Veneto completo. Così l'onorevole pentastellato D'Inca dopo le parole del ministro Stefani, ma assicura il deputato l'autonomia si farà. Sono convinto che nell'accordo di governo abbiamo firmato di portare avanti l'autonomia del Veneto e della Lombardia e questo verrà fatto. Convinzione supportata dai fatti perché, aggiunge D'Inca, Movimento 5 Stelle e Lega appena 8 giorni fa hanno votato un parere vincolante nella nota di aggiornamento al DEF. Nell'ultima nota di aggiornamento al DEF
all'interno dei pareri con cui si chiedeva appunto al governo di procedere su alcune linee guida, vi è il fatto che possa essere gestita al meglio in tempi brevi l'autonomia della Lombardia e del Veneto. Quindi sicuramente non è il Movimento 5 Stelle che sta mettendo ostacoli. È la prima volta in Italia che si fa questo iter per l'autonomia di una regione, continua D'Inca. Ci vuole quindi più tempo, era difficile poter concludere tutto entro un anno e poi non dimentichiamo, sottolinea il deputato, che i ministeri ora sono impegnati anche sul fronte legge di bilancio. E a chi teme un ulteriore ritardo, il deputato pentastellato risponde così. Non credo che sia il mese di differenza che possa in qualche maniera portare un ritardo o meno all'iter per l'autonomia. Io sono convinto che in breve periodo riusciremo ad avere un'ottima gestione di queste materie che verranno date alla Regione Veneto. Dall'autonomia alla battaglia di un paese è Orsago che ritorna in strada contro il pirogassificatore. Cartelli, striscioni, mascherine sul volto. Va in scena così la protesta dei residenti di via Camparnei ad Orsago contro il pirogassificatore che dovrebbe nascere proprio qui, davanti a queste case. Di fatto un inceneritore in grado di produrre energia dalla gassificazione di materiali organici, dal legname alle biomasse, ma anche a partire da rifiuti plastici. L'impianto spaventa i residenti di questo pezzo di campagna al confine tra Orsago, Godega e Codognè, perché, dicono, è un'incognita troppo pesante sulla qualità dell'aria e sul rischio per la salute, con un'ottantina di abitazioni nel raggio di 200 metri, perché deprezza il valore degli immobili e perché si troverebbe in una zona già critica sotto il profilo della sicurezza, con una centrale di stoccaggio e smistamento di gas GPL troppo vicina per non destare preoccupazione. Ho paura della salute. Più che sia. Sono qua con tutte le forze che posso avere anche nella mia vita per protestare e avere il diritto di rispettare e di avere dei bambini che crescono bene e sani. Nel piano di emergenza estrema della prefettura di Treviso questa è un'attività con cammino a fiamma aperta che insieme ad altre attività attaccate proprio anche a recinto con questa attività potrebbero innescare un'esplosione. Aumentare ancora con attività insalubri di prima classe una situazione, cioè aggravare una situazione che secondo noi è già abbastanza pesante, non lo troviamo giusto, uno per le nostre vite ma anche per il territorio in cui viviamo. La battaglia dei residenti va avanti da ormai 3 anni, da quando il progetto in discussione, dopo essere stato bocciato dall'amministrazione comunale, ha continuato il suo iter giudiziario con un primo ricorso al TAR e con un successivo stop da parte del Consiglio di Stato. Ora queste persone sperano nel pronunciamento definitivo del TAR previsto per il 25 ottobre ed in ogni caso non sono intenzionate a mollare. Se il TAR dovesse darci torto, il Comune è già pronto per fare il secondo ricorso al Consiglio di Stato, perché non è una battaglia solo per la via Camparnei, ma è una battaglia per tutti e 3 i comuni, ma per tutta la regione Veneto, perché questa situazione è comune in quasi tutte le province. Allora la cronaca e la sicurezza, la razzia nel pomeriggio di ieri in un'abitazione di Zero Branco, i ladri entrano in casa nonostante ci siano gli inquilini che non si accorgono di nulla. Ladri senza scrupoli che entrano in azione in pieno giorno, incuranti di poter essere visti e poi poco importa se in casa al piano terra ci sono i proprietari, come è accaduto ieri pomeriggio a Sant'Alberto di Zero Branco, dove i malviventi hanno preso di mira un'abitazione. Dopo essere saliti nel terrazzino al primo piano hanno aperto la porta finestra e si sono introdotti in casa. Hanno girato tra le stanze portando via anelli, braccialetti, collane e altri oggetti in oro, molti dal grande valore affettivo. Si sono mossi incuranti del fatto che al piano sotto ci fossero marito e moglie, che non si sono accorti di nulla fino a quando non è stato il momento di andare a letto. A quel punto la signora ha scoperto quanto accaduto. Ricostruendo i fatti, i ladri avrebbero agito tra le 17 e le 19. Sotto shock la coppia, soprattutto per aver corso il rischio di trovarsi a tu per tu con i banditi. I coniugi non hanno voglia di parlare, ancora scossi, ma fanno sapere che a far male non è solo il furto dei gioielli, quanto dicono il fatto che sia stata rubata a loro la libertà di sentirsi sicuri in casa propria e a questo punto, aggiungono, siamo costretti a barricarci tra le 4 mura della nostra abitazione. Nella stessa via, lo stesso giorno, alle 8 di mattino, i ladri, bisognerà capire se si tratta delle stesse persone che hanno agito nel pomeriggio, hanno colpito in un'altra villetta e qui a Sant'Alberto cresce la preoccupazione.
Si avvicina a un imprenditore residente a Cortina di 58 anni, gli chiede se vuole fare sesso e in un attimo riesce a sfilargli il Rolex dal polso. È accaduto nel pomeriggio di ieri in centro a Mogliano Veneto, protagonista dell'ennesima truffa, una donna rom di 41 anni con diversi precedenti alle spalle. La vittima, l'imprenditore, si è accorto immediatamente del furto e in seguito la donna è riuscito a bloccarla e farsi restituire il costoso orologio. Subito ha chiamato i carabinieri, ma proprio mentre i militari stavano per raggiungerlo, la donna è riuscita a divincolarsi e a fuggire, aiutata da un complice che la attendeva poco lontano. In macchina l'imprenditore, portato in caserma, ha riconosciuto la donna da alcune foto segnaletiche mostrate dai carabinieri. La donna è stata dunque denunciata a piede libero ed è tuttora ricercata. Bloccati invece due 25enni rumeni, avevano all'interno della macchina diverse arnesi atti allo scasso. Un'Audi A3 sospetta stava transitando lungo Viale della Repubblica quando è stata intercettata dalla polizia. Alla vista degli agenti l'automobilista accelerava cercando di far perdere le tracce, ma dopo un breve inseguimento è stata fermata. I due occupanti spiegavano ai poliziotti di essere arrivati da poco tempo dalla Slovenia e di dover soggiornare a Treviso per effettuare alcuni lavori di manutenzione, ma qualcosa non tornava. Dopo un primo controllo, l'autista è risultato essere un soggetto noto alle forze dell'ordine con diversi precedenti penali. I due sono stati accompagnati in questura. Dentro la macchina, nascosti nel vano motore, sono stati trovati guanti, cacciaviti e diversi arnesi atti allo scasso. Dentro un borsone, oltre al vestiario, sono stati rinvenuti anche 5.000 euro in contanti. I due sono stati denunciati. Fra l'altro il guidatore era privo di patente e l'auto senza nessuna copertura assicurativa. Oltre alla denuncia, all'uomo è stata inflitta una multa di 2.000 euro ed il veicolo sequestrato. Torniamo adesso a parlare di governo e di appelli al governo. L'appello è quello del deputato di Forza Italia Raffaele Baratto, che ha avviato una petizione sulla fatturazione elettronica. Dice: la fatturazione elettronica rischia di affossare le piccole e medie imprese del nostro territorio e quindi chiede al governo di posticipare i tempi per la messa in regola delle aziende. La fatturazione elettronica è semplicemente una condanna per le nostre aziende, soprattutto per questo territorio che ha sempre avuto delle grandissime aziende piccole e medie, e questa sarà una mannaia perché andrà ancora a influire nei costi delle nostre aziende. Il deputato trevigiano di Forza Italia Raffaele Baratto ha avviato una battaglia sua e del partito per chiedere al governo una proroga dei termini di entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica, una richiesta che nasce dalla realtà economica del nostro territorio, composto soprattutto da piccole e medie imprese dove la digitalizzazione è ancora a macchia di leopardo. Siamo quasi all'ultimo posto per quanto riguarda il digitale, per cui credo davvero assurdo. Allora noi andiamo a mettere altri costi a queste aziende per fare che cosa? Per avere il controllo su queste aziende. Il nostro territorio, rincara Baratto, è fatto da imprenditori onesti che hanno sempre fatto il loro dovere. Questo paese e questo territorio ha dimostrato che sono le imprese, i piccoli medi che tengono in piedi questo grande paese. Costringere le aziende a fare ulteriori investimenti in tempi così stretti per adeguarsi alla fatturazione elettronica rischia, aggiunge Baratto, di costringere alcuni imprenditori a chiudere. Io non sono contrario alla fatturazione elettronica, ma lasciamo tempi, non mettiamo termini, perché creeremo solo ansia a questi imprenditori. Il deputato di Forza Italia ha avviato una petizione sul web per chiedere al governo una proroga. Ho aperto una petizione, mi auguro che anche le categorie si rivoltino per questo. Chiediamo intanto che non diano dei tempi. Tempi ci hanno rinviati, ok, al 2019, però noi vogliamo che almeno 2 anni, 3 anni di tempo e tutti quanti si metteranno in regola. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dallo sport, ripartiamo da quel sogno sfumato davvero all'ultimo, il sogno dell'oro mondiale con l'Italvolley femminile battuta in finale dalla Serbia, trascinata dalle 3 giocatrici della nazionale targate Imoco Volley. Una finale mondiale da brivido con l'Italia che riesce ancora una volta ad emozionare, una partita combattuta che regala però il titolo alla Serbia solo al tie break del quinto set.
Finisce con un argento per le azzurre, ma sul podio più importante salgono ben 4 ragazze di coach Mazzanti. Miriam Silla, premiata miglior attaccante, Monica De Gennaro ancora una volta miglior libero, entrambe giocatrici targate Imoco Volley. Con loro la strepitosa Paola Egonu miglior opposto e Ofelia Malinov miglior alzatrice, il momento della premiazione. L'Italia si ferma ad un passo dal sogno, le parole che racchiudono la delusione e le lacrime di Miriam, grande protagonista di questo mondiale. Io ci ho provato con tutta me stessa, grazie. Ed ancora Anna Danesi, anche lei, Imoco Volley. Vabbè, adesso è un po' difficile parlare, ma a mente fredda sono sicura che d'argento è solo fuori e dentro è tutta d'oro per noi perché siamo state bravissime. A Conegliano la partita seguita nel maxi schermo davanti al municipio, l'attesa e l'abbraccio dei tifosi, il grazie urlato anche al coach Davide Mazzanti che per 2 stagioni ha seguito le ragazze dell'Imoco Volley al primo scudetto. Credo che l'abbiamo sognato, perché siamo arrivati fino a qui e perché abbiamo sognato questa partita. Tutto adesso è la delusione delle ragazze perché non abbiamo sognato di arrivare secondo, quindi credo che sia del tutto normale. C'è stato dietro un percorso fantastico che al di là della medaglia, del colore, credo che dobbiamo tenerci stretto il come l'abbiamo ottenuto. L'Italia cede il passo alla Serbia, ma dopo 16 anni torna ad un podio mondiale. Complimenti comunque quindi alle ragazze. Dal volley al basket, domani alle 12 al Polo Verde l'attesissima gara tra De Longhi, Treviso Basket e la Fortitudo Bologna. Ieri sera a 20:10 erano ospiti coach Max Menetti e il direttore sportivo Andrea Gracis che hanno fatto il punto sull'incontro con gli storici rivali. Sentiamo le loro parole di ieri sera. Se adesso le chiedo una metafora per la gara con la Fortitudo, qual è? Beh, volendo proprio farla, diciamo così, è che volendo parlare di ciclismo questa invece è una grande classica, ecco, più che una gara a tappe, cioè la vedo più come una Parigi-Roubaix, quindi naturalmente con tutte le sidie, il pavé, le grandi difficoltà, però anche per tutta la storia che c'è di questa partita è evidente che è un grande classico del nostro campionato, ecco. Però è una partita molto dura e soprattutto le grandi classiche nel ciclismo vanno sapute interpretare, ci sono anche gli specialisti delle grandi classiche, quindi sarà un terzo modo di interpretare una partita in modo diverso. Più che caricare i ragazzi riuscire a dare la giusta tranquillità a una partita che è molto sentita sugli spalti, il pubblico la vivrà sicuramente in modo molto acceso. La capacità dei ragazzi appunto sarà quella di avere bene le idee chiare, quindi in questo senso il coach ha sicuramente una grande importanza nel dare le indicazioni giuste che diano delle indicazioni appunto di tranquillità. Hanno veramente grande talento in tutti i loro giocatori, quindi anzi l'errore potrebbe essere focalizzarsi magari su quelle che sono le stelle chiamate e poi invece lasciare grande spazio ad altri giocatori che magari sono quelli che potrebbero fare la differenza. Intanto questa mattina è stata presentata la nuova squadra della Polisportiva Disabili della Marca, giocatori di basket in carrozzina pronti ad affrontare la nuova stagione in campionato. Eccola la nuova squadra della Polisportiva Disabili della Marca, una rosa in gran parte riconfermata con alcune new entry e neo coach in panchina Massimiliano Cricco, tutti pronti a riscattare una stagione, quella dello scorso anno opaca, e a giocare un ruolo da protagonisti nel campionato di Serie B che inizierà a novembre. Ma la PDM nel 2019 sarà impegnata anche su un altro fronte, organizzare l'Eurolega 2 in marzo a Lignano. Tanti obiettivi, tanti traguardi da tagliare sotto l'occhio protettivo della De Longhi Treviso Basket, vicina all'allenamento della Polisportiva. Noi ogni tanto li vediamo in palestra, ci alleniamo tutti e due nella stessa palestra a San Antonino, quindi ci incontriamo. Sono ragazzi di cui bisogna avere stima perché non è facile per le cose che hanno subito durante la loro infanzia, vita, qualsiasi cosa abbiano avuto e appunto hanno tutta la mia stima e tutto il mio... sono vicino a loro.
E la grinta di questi atleti non è solo sul campo, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché dietro ai giocatori della PDM ci sono storie personali di dolore, sofferenza e grande forza. Come quella di Enrico Ambrosetti, 25 anni, all'età di 16 gli viene diagnosticato un tumore osseo, iniziano le cure e le operazioni, gli viene applicata una protesi alla gamba, sono 6 anni difficili con altrettanti interventi, ma quella protesi continua a creargli problemi e a provocargli dolori insopportabili. Per Enrico allora comincia un nuovo percorso che termina nell'aprile di quest'anno, quando i medici accolgono la sua richiesta. Ho fatto io la richiesta dell'amputazione della gamba per non aver più dolore, per avere una vita più tranquilla senza avere tutte quelle limitazioni che avevo prima. Una tenacia che continua a dimostrare anche oggi, quando 2 volte alla settimana sale in auto e dalla sua Trieste raggiunge Treviso per gli allenamenti. C'è tanta passione e non l'ho mai lasciata da parte, anzi il basket è sempre stata la mia vita da sempre, da quando ho 4 anni penso che gioco, prima basket in piedi, adesso in un'altra maniera. Ma qui di storie come quella di Enrico ce ne sono tante, di malattie o incidenti stradali che hanno stravolto la vita di questi ragazzi, che hanno saputo ricominciare anche grazie al basket. Per me lo sport è stato fondamentale, infatti per me lo sport è vita e grazie allo sport riesco comunque a esprimere al meglio tutte le mie potenzialità e non guardo le differenze con gli altri, anzi cerco di usare il mio potenziale e sfruttarlo al massimo senza alcun problema. Adesso le fiere di San Luca che vivono domani l'ultimo giorno, un'emozione che i più piccoli hanno descritto nei consueti disegni premiati dal comune, ma anche così ai nostri microfoni. Beh, le fiere, come anche la gente, la felicità che c'è lì, e quindi diciamo che abbiamo descritto l'atmosfera. Le fiere con gli occhi dei bambini, un rito nel rito, i disegni delle classi elementari premiate l'ultimo venerdì di San Luca. Tratti e colori che cercano di fermare su carta ciò che catturano i giovani occhi. È un mondo dove i bambini e anche i genitori possono giocare, possono stare insieme. Una grande verità espressa tutta nella semplicità, perché diciamolo, la vera magia delle fiere è di riunire veramente padri, madri e figli, allontanandoli per qualche ora da impegni e telefonini. Ma le fiere vanno oltre e con le tante forme di solidarietà ci ricordano di essere soprattutto una comunità. Così con i disegni non possono mancare i ragazzi speciali, giudici di una gara estremamente dolce. Per te le fiere cosa sono? Sono divertimento, sono con i miei amici. Per te le fiere cosa sono? Divertimento. Per te? Tutto divertimento e niente stress. Tutto divertimento e niente stress. Mi diverto da Dio. E loro volevano esprimersi in qualche modo, non potendo magari usufruire delle attrazioni, e allora abbiamo pensato, facciamoli vivere anche loro una giornata stupenda. È sabato, è il giorno in cui Lucio Zanato ci porta nel viaggio della memoria della Grande Guerra, oggi tappa a Villorba. Pronto? Pronto? Una tragica realtà addolcita dalla penna del trevigiano Luciano Vincenzoni per il film La Grande Guerra, segno di quanto fossero indispensabili le comunicazioni tra fronte e gruppi di artiglieria. La radio era ancora sperimentale, allora si faceva tutto con il filo avvolto in un rocchello. Questi sono i dischi che tenevano la bobina, dove si vede anche nella Grande Guerra di Alberto Sordi, che stendevano i chilometri di filo da un comando all'altro, da una trincea all'altra, per poter comunicare. Un altro oggetto che fa parte, è collegato a questo, alla telefonia, perché questa presa così, con i fili che sbucano, sembra una bomba, guardarla così uno che non conosce niente, e invece è l'oggetto che si chiama bobina di pupinizzazione, che è pure stampata di pupinizzazione. È un esemplare unico quanto prezioso per le comunicazioni di guerra, una sorta di amplificatore del segnale perché riuscisse ad arrivare il più lontano possibile. Altrimenti il risultato lo racconta questo passaggio del film Uomini contro di Francesco Rosi. Dove si raggiungeva
il telefono non raggiungeva le truppe in linea o l'assalto, succedevano fatti disastrosi come l'artiglieria che tirava a corto e quindi bisognava avere la notizia almeno di fermare il tiro. Un oggetto che proprio perché portava notizie vitali ancora oggi ci deve far riflettere. Bisogna come l'uomo progredire oltre la guerra, trovare sempre vie nuove di comunicazione, di dare notizie, darle in tempo e darle precise. Nella modernità, se la notizia è falsa, sbagliata o volutamente anche falsa, dopo ti viene contro, perché dopo si sta presto a scoprire la verità. È tutto da Treviso, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Domenica all'insegna del bel tempo, ma entro la serata cambierà tutto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, asciutto e stabile su tutte le province, con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio peggiora con temporali piuttosto diffusi e localmente anche forti. Temperature in calo con minime tra 9 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 18 e 22 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole, sarà dunque una bella giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Nel pomeriggio peggiorerà via via con qualche pioggia. Temperature in diminuzione con minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra 18 e 20 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, tuttavia al mattino sarà possibile qualche addensamento sui settori meridionali, ma senza altre conseguenze. Ampio soleggiamento invece altrove. In serata, nottata non si esclude qualche pioggia. Temperature in lieve calo con minime tra 3 e 10 gradi, massime comprese invece tra 22 e 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.